prima che Plinio ci intrattenga con la sua critica sempre affascinante, vorrei trasmettervi un pensiero che è maturato qualche giorno fa. Questo pensiero già l'ho espresso in occasione di una serata stupenda organizzata in un castello da amici, però molti non erano presenti e allora vorrei ripeterlo. Il pensiero dice che analizzando il mio impeto a scrivere, da sempre, è come se vedessi un grande vuoto, dove ogni momento di vita ha fatto cadere una goccia di emozione. Tanti momenti, tante gocce, fino a colmare il vuoto. Le emozioni hanno debordato e sono diventate versi, rivoli di poesia che bagnano la terra e la fecondano. A volte mi sento acqua, a volte mi sento terra. Io credo che questo mi rappresenti molto bene. Queste 3 sillogi ho scelto di pubblicarle contemporaneamente, separatamente ma contemporaneamente, perché secondo me c'è un filo conduttore molto forte che le unisce. Alcune poesie risalgono agli anni 60, altre sono molto recenti. E quindi spero che in alcune di esse, in qualche verso, possiate ritrovare un vostro ricordo, una vostra emozione, un fremito, qualcosa che era rimasto inespresso dentro di voi. Credo che sia anche questo uno dei compiti della poesia, risvegliare i sentimenti, rinverdire il cuore e farci tornare un po' fanciulli. Grazie e buon ascolto. Molto felice parlare di Tina e con Tina e nello stesso tempo è anche molto difficile per il motivo dove Mauro, per il motivo di prima in cui dice, ma è sempre molto difficile e ho bisogno, non che uno debba fare l'editing, ma è qualcosa ancora di più e debba confrontarsi con un'idea di poesia che è quella tua, mia, nostra, quella che abbiamo ereditato, quella che ci è stata sottratta, quella che si è dimenticata. Questa è una poesia che rimemora tutto, ogni filo lo riconduce, è una poesia dove le parole sono la parte secondaria, o dietro ogni parola c'è una pianta, un nome, un affetto, un viaggio, anche una perdizione, un raggiungimento. Non è mai, è una poesia che è sempre affollata di cose, di spazi, di essenze, di presenze. Vedete anche già soltanto i tre titoli dei 3 libri. Io ho appuntato qui il discorso del vuoto, sono 2 discorsi enormi. La poesia che fa? Riempie un vuoto, e se fosse un altro vuoto dove possiamo finalmente riposarci? Questo è il concetto, perché è proprio un'idea di letteratura, no, la vita è un vuoto e noi lo riempiamo. Se fosse il contrario, che dobbiamo svuotare questa realtà troppo fitta, piena di nulla, cosa rimane di nulla? Rimangono sì delle belle parole, dei bellissimi versi, ma rimangono proprio i luoghi, gli scorci, gli squarci, rimangono i cortili, rimangono, c'è una poesia tua splendida, sai, perché io sono nata a Roma, ma i cortili di Prati, a parte che i cortili di tutta Roma, ogni tanto uno va, si rende conto che da lontano vede una luce strana, nuova, che è un cortile, può essere un cortile rinascimentale, può essere un cortile di Prati, possono essere i cortili delle case popolari dove una volta scendevano e c'era tutta la famiglia italiana, i bambini, le mamme tornavano dal lavoro, a volte c'erano addirittura, come a Testaccio nel palazzo dove ha vissuto Elsa Morante, lo sapete, dove c'era anche la scuola, le scuole materne stavano là dentro, quindi a volte sono soltanto degli incantamenti architettonici o di luce, e poi parli di queste vie, parli di queste case, parli di questi fiori, che sono fiori a volte che sono fiori di giardini, di terrazzi, cioè fiori quasi domestici, un prolungamento della casa, capito? La camellia da te o di fronte, allora, e poi parli di questi nomi bellissimi di questa Adriana, zia Adriana, chi era Maida, la mamma, sì. Da questi incontri racchiude poesie che ho scritto per alcuni, diciamo per le persone più care, sia dentro le stanze della casa, sia fuori le stanze della casa. Questa è dedicata a mio padre. Una foto. Ho scelto la foto dove sei al timone di un traghetto, verso un'isola, in una delle nostre gite estive sempre piene di mare, di pesce, di caldo.
Non ho ricordi di pioggia in quel tempo, solo di sole che era sole, di mare che era limpido e azzurro, e a te piaceva giocare a fare il signore del panfilo che manovra il timone verso lidi lontani e misteriosi. Ti inebriava il fascino dell'avventura, che di colpo i lunghi inverni di fatica cancellava. Risplende il tuo viso di gioia, orgoglio, contentezza, e sprizia un'allegria inebriante dal tuo sorriso interrotto dal solito bocchino. Eravamo felici allora, senza sapere d'esserlo. E questa è dedicata a una zia, carissima zietta. Parole mute. Anche lei rimase muta ad ascoltare le parole che le arrivavano dritte al cuore. L'aveva vista nascere e seguita lungo la strada, con le scelte mai condivise, ma per uno strano gioco della sorte le parole che sentiva erano giuste, toccavano le corde più nascoste, forse con spudoratezza, ma no, neanche, con sincerità si disse, e gran coraggio, quello che a me è mancato. Il salto nel buio io non l'ho mai fatto, ma la mia luce l'ho trovata in lei. Di me è il contrario, eppure l'amo.